Sono nata proprio qua e sono ancora qua. Eccola da bambina di 1 anno l'ultima fornera del Piave, vicino alla macchina che ancora oggi impasta la farina con il lievito e l'acqua. Perché Laura Spagnol, da sempre, più che vendere, qui ogni notte fa il pane. È un lavoro difficile, pesante, tanti sacrifici. Chi glielo fa fare? Infatti, è quello che mi chiedo ogni giorno. Eh, la passione del lavoro e la famiglia, la storia più che altro del panificio, perché mio papà ha fatto 60 anni qua dentro e mi dispiaceva infine per lui. E ho detto vado avanti e sono ancora qua. Oltre 100 anni di pane qui a Cimodolmo. Più che una tradizione sembra una missione la vostra. È proprio una missione, sì, sì, nel vero senso della parola, perché non è facile, però dai, cerchiamo di andare avanti, porto avanti la tradizione. È un vero e proprio amore per il pane, quello di Laura, per quel piccolo grande miracolo che si rinnova all'alba di ogni nuovo giorno. Riesco ancora a stupirmi quando vedo che esce il pane, nonostante, sì perché dico, viene fuori, secondo me è una meraviglia. Quasi un rito che compie nella solitudine della notte. Lei fa tutto da sola di fatto? Adesso sì, faccio tutto da sola. Sì, è un po' disumano, tra virgolette. Ecco, Però qual è il suo orario giornaliero? il mio orario, la sveglia alle 3 e al sabato anche prima, anche alle 2, dipende dai lavori che devo fare. Poi sono qui in negozio fino all'1 e poi anche il pomeriggio, fino alla sera. Una vita vissuta tra macchine e farina, tra forno e bancone, che Laura però non rimpiange e che spera un giorno di tramandare ad un'altra ragazza come lo è stata lei, e regalandole suggerimenti e consigli di un mestiere antico come l'uomo, pardon, la donna. Non guardare l'orologio e tanti sacrifici, quello sì. Bisogna avere tanta passione.